C'era un piano per mettere a segno un grande furto d'opere d'arte a Palazzo Grassi a Venezia, la sede espositiva del magnate François Pinault, nei progetti di una banda sgominata il mese scorso dalla squadra mobile di Treviso. Un colpo milionario in quadri e sculture che avrebbe dovuto essere tentato lo scorso autunno, ma che è naufragato perché è stato scoperto grazie alle intercettazioni telefoniche seguendo le indagini sulla rapina compiuta a un furgone a Preganziol nel luglio scorso che aveva fruttato un bottino di 800.000 euro. Il sito web della biblioteca ebraica Renato Maestro è stato colpito dall'attacco di hacker che hanno sostituito l'home page per diverse ore con una pagina inneggiante agli attacchi islamisti in Tunisia e all'intifada dei coltelli in Palestina. A darne notizia il direttore della biblioteca, Gadi Luzzatto Voghera, che ha spiegato come non si tratti di buontemponi ma di violenti antisemiti. Da molti anni ha ricordato la nostra istituzione, lavora per la diffusione della conoscenza mettendo a disposizione del pubblico materiali legati alla storia dell'ebraismo veneziano e promuovendo il dialogo fra le diverse culture e civiltà. Stava passeggiando in via Bissuola insieme a un collega quando all'improvviso ha visto la sua bici rubatagli un mese prima passare accanto a lui con in sella un 45enne tunisino. Ha provato a gridare ma l'uomo non si è fermato. Il dipendente ACTV è partito allora con uno scatto felino e ha corso a più non posso finché non è riuscito a raggiungere e fermare il ciclista. Nel frattempo era arrivata anche la polizia chiamata dal collega. La descrizione del mezzo rilasciata durante la denuncia non ha lasciato dubbi. La bici è stata restituita al suo proprietario e il tunisino è stato segnalato per ricettazione.